Torna il consueto approfondimento legato al calcio giovanile siciliano con una menzione speciale per le realtà della provincia messinese. Scorriamo in rapida rassegna partendo dalla capofila, la CR Messina, che osserva il turno di riposo in Primavera 4, relegata all'ultimo posto a 0 punti. Weekend dalle forti emozioni per Under 17 e Under 15 biancoscudati. Grande gioia per i ragazzi di Giuseppe Cosimini che si impongono per 2-0 in casa del Giuliano. Accade tutto nella ripresa, al quarto d'ora Maniscalco respinge con la mano di richiamo il penalty calciato da Basile. Ospiti che vanno a segno con l'implacabile Viola, per lui sesto gol stagionale, e nel recupero con Madia che conclude un perfetto contropiede. Quinta vittoria in campionato, seconda posizione alle spalle dell'Avellino, distante un solo punto. Prima sconfitta invece per l'Under 15 biancoscudata che dilapida il vantaggio di 3 reti. Messina avanti nel primo tempo con la rete di Tavilla, partita che sembra chiudersi dopo 7 minuti quando Sofia e Loria portano il Messina sullo 0-3. Nel miglior momento della partita il rosso a Sofia prima e la rete di Leone sono un primo avvertimento. Nel quarto d'ora finale accade di tutto, Leone riapre i giochi, poi viene espulso per proteste. Il Messina respira per qualche minuto ma capitola poi sotto i colpi di Somma e Manzo che ribaltano la partita sino al 4-3 finale. Weekend praticamente perfetto per la Fair Play Messina che vince sia con l'Under 17 regionale sia con l'Under 15 Elite. Sesta vittoria consecutiva sul campo della GSL per i 2007 di Antonio Cucinotta, primi della classe e in fuga solitaria. Seconda vittoria consecutiva per l'Under 15 bianconera, 3-1 il finale, tutto nella ripresa con i padroni di casa che la sbloccano con Colozzi e in pochi minuti arrotondano con Piccolo e Franco, in mezzo la rete ionica del momentaneo 2-1 ad opera di Peri. Meno fortunato l'esordio nel campionato Under 14 provinciale per i 2011 bianconeri sconfitti a domicilio dal Milazzo che si impone per 3-1 con uno scatenato Rappazzo, autore di una tripletta. Puttino pieno anche in casa Torregrotta, successi rotondi e senza appello tra le mura amiche. L'Under 17 si impone per 3-0 contro la Play Soccer School con le reti di Giglio, Sciotto ed Errante. Non di meno gli Under 15 che rifilano un poker ai pari età della Folgore con le firme di Vento, Grasso, Cutispoto e Gangemi. Focus che prosegue in terra agrigentina con la goleada degli Under 15 Elite dell'Atena sul Santa Sofia. 7-0 il risultato rotondo e punitivo per i ragazzi di Sossio Aruta che proseguono l'ottimo momento di forma nelle vette del girone occidentale siciliano. Punteggio ad occhiali nella categoria regionale tra gli Under 15 della Master Pro e del terzo tempo. Tra gli Under 17 netta affermazione del Castelvetrano Selinunte in casa contro Ciccio Galeoto. Poker che porta la firma di Buscemi, Gargiola, Nastasi e Palermo. Castelvetrano che replica anche con gli Under 16 all'esordio in campionato contro il CUS Palermo. La Goal Collection Young vi dà appuntamento al prossimo martedì. Oggi, da non perdere, una nuova diretta di Fuorigioco sulle pagine di Wisport e Gazzetta del Sud a partire dalle ore 21.